La Sicilia del Latifondo, province di Palermo, Caltanissetta e Girgenti. Conosce il fenomeno dell'emigrazione già nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, mentre la Sicilia costiera delle zone agrumetate parte dall'inizio del nuovo secolo. Il trapanese e la costa meridionale della Sicilia, che nell'Ottocento avevano un modesto flusso migratorio verso il Nord Africa, dopo l'inizio del nuovo secolo inaugurano l'emigrazione transoceanica. Attorno agli anni 10 tutte le Sicilie si omologano e i flussi diventano omogenei soprattutto verso l'America del Nord. In questo schema vediamo l'emigrazione provincia per provincia nella Sicilia. Caltanissetta nel 1906 ha un picco che raggiunge le 10.000 partenze. Nel 908 toccarono 15.000 partenze per poi scendere nel 909 di nuovo a 10.000 e ancora nel 1915 a 15.000 partenze. Palermo nel 1903 arriva a 20.000 partenze, nel 1906 25.000, nel 1907 supera i 25.000, le 25.000 partenze. Girgenti nel 1906 15.000 partenze, nel 1915 arriva a 20.000, nel 1921 a 15.000, quindi i tre momenti più cruciali dell'emigrazione sono il 1903, il 1906, il 1912 e il 1921 e questo si ripete un po' in tutta la Sicilia. Vediamo Messina nel 1903 15.000, nel 1906 20.000, nel 1907 altri 20.000, nel 1908 e 1909 scende sotto i 5.000. Trapani ha un picco nel 1912 dove partono 25.000 persone e ancora nel 1921 partono oltre 10.000 persone. Da Catania partono 20.000 persone nel 1906 e poi ancora nel 1909 altre 15.000 e nel 1914 altre 20.000 e poi nel 21 altre 15.000. In totale gli emigrati, migliaia di emigrati tra il 1876 e il 1925. Fino al 1900 non si supera i 20.000, le 20.000 unità all'anno, poi c'è un salto, nel 1903 arriviamo a 60.000 unità, nel 1906 siamo a 100.000, nel 1907 120.000, nel 1908 arriviamo a 100.000 e ancora nel 1913 si tocca il massimo storico, oltre 140.000 partenze e poi nel 1921 si ritorna con una punta di 115.000 partenze. Una media nei primi 20 anni, nei primi 15 anni sono partiti dalla Sicilia a ritmo di 100.000 persone all'anno, cioè 1 milione di persone sono emigrate dall'inizio del secolo fino alla prima guerra mondiale. Poi ancora subito dopo la guerra mondiale è ripresa l'emigrazione con un picco nel 1921 di 115.000.
Fino al 1900 i flussi migratori siciliani sono relativamente scarsi rispetto a quelli delle regioni dell'arco alpino. Nel 1913 le percentuali salgono notevolmente e il fenomeno migratorio siciliano supera largamente la media nazionale. Numero di emigrati nelle diverse regioni italiane nel 1901, valori percentuali calcolati rispetto all'intera popolazione regionale. Numero di emigrati nelle diverse regioni italiane nel 1913, valori percentuali calcolati rispetto all'intera popolazione regionale. Si vede come dal colore giallo più scuro come il 40% della popolazione in Sicilia, in Calabria e nel Veneto è emigrata, cioè le punte più alte proprio sono in Sicilia, in Calabria, nel Veneto e anche in Abruzzo e Molise.